Ciao amici e bentornati per questo 38esimo episodio di questa partita con l'Italia. E ci troviamo subito a Roma, la nostra nuova capitale, dove è stata presa la decisione di riaccendere il fuoco sacro delle Vestali, che non so se sapete era stato spento più di 1000 anni fa, cioè nel 391 d.C. per volere di Teodosio, e al cui spegnimento, che rappresentava appunto la vita stessa della città di Roma, seguirono una serie di catastrofi che in soli 20 anni portarono al saccheggio di Roma e, e appunto in meno di un secolo dall'avere un impero gigantesco alla caduta dell'impero d'Occidente. Quindi non fu una buona decisione. Insomma, comunque è stata riaccesa la fiamma e si è deciso di porre al di sotto della fiaccola l'iscrizione Viva Ardi, riferito alla fiamma, ma anche come abbreviazione di Viva Antonio, re d'Italia, in riferimento al nostro re, che non è nuovo, però ha un dominio nuovo. Nel frattempo è anche stato composto un inno che celebrasse appunto la rinascita di Roma. Appunto in questo momento è come se avessimo due capitali, perché la capitale è stata spostata a Roma, ma certamente Venezia rimane un'importantissima città del nostro impero e sarà certamente la sede degli edifici più importanti. E... Però ci troviamo in una situazione comunque di grande difficoltà ancora, perché le rivolte che sono seguite alle nostre annessioni spregiudicate non sono ancora terminate, anzi ci troviamo impelagati in gravi difficoltà. Allora, come prima cosa ci sono questi uomini che pensavo di portare qua. Allora, pronti a un'eventuale invasione della colonia spagnola. Purtroppo queste colonie si stanno sviluppando troppo velocemente e io non so se riuscirò a fermarle in tempo, perché non posso neanche dichiarare troppe guerre in questo momento, semplicemente è più o meno impossibile in questa situazione fare guerre. Dovrò più che altro curarmi delle ribellioni e mi sa che perderò parecchio prestigio. Questa è la nuova musica che ho inserito appunto. Ero incerto sul suo funzionamento, invece a quanto pare funziona benissimo. Il carnevale, però non funziona il modificatore del mese. Vedete, doveva funzionare solo nei mesi. Io ho timore che quel modificatore del mese non funzioni molto bene. Quello che indica in che mese viene eseguita. Probabilmente non si adegua con questa, cioè con la musica, con i file musicali. Funziona come modificatore per gli eventi, ma non per la musica. Se no, non capisco perché a volte le quattro stagioni non vengono eseguite nel mese giusto. E anche in questo caso ho inserito appunto Carnevali Venezia. E state attenti alla musica, perché potrebbe anche comparire questo inno. E comunque volevo anche, giustamente, farvi vedere ancora meglio, leggervi le idee nazionali, quelle che non ho letto nello scorso episodio. Vediamo che cosa si sono inventati. Questo appunto che si chiama non un'espressione geografica, no? Quindi è la negazione di quello che prediceva invece il cancelliere austriaco Metternich, che considerava l'Italia solo una espressione geografica. E così lo spiega: dalla caduta dell'impero occidentale l'Italia è stata dominata da potenze straniere e divisa in molte parti. Queste potenze
che ci dominavano e sghignazzavano l'idea dell'Italia. E ora chi sta ridendo? L'Italia è risorta. E poi la tradizione della regione, nell'epoca romana l'Italia dominava tutto il mondo che era degno di essere dominato, sì, abbiamo lasciato perdere le regioni inospitali. E L'Italia è sorta di nuovo ed è tempo che le legioni marcino ancora. I nostri soldati saranno costantemente ricordati, gli sarà sempre ricordata la tradizione di vittorie che hanno ereditato e quindi saranno spronati a emulare i loro antenati. Eh, Muls? Che cavolo vuol dire? Muls. Di Mario. Insomma, ritorneranno in campo. Poi c'è Mare Nostro. Mare Nostrum. Allora, l'Italia ha una lunga e vulnerabile costa. Proteggere la nostra priorità. Dobbiamo essere come Pompeo il Grande e dominare i mari di fronte all'Italia. Poi questa è l'ufficio del censore. Nei giorni grandiosi della Repubblica Romana, i censori avevano il dovere di mantenere una lista dei cittadini che erano, diciamo, disponibili al servizio militare. Noi di nuovo avremo censori il cui lavoro sarà di assicurare chi può appunto servire nelle nostre nuove legioni. Questa è un'ottima idea perché ci dà davvero quella manodopera che noi non riuscivamo a garantirci. Poi riforma delle tasse che vi avevo letto, appunto, una riforma molto italiana, però anche qui prende spunto dall'impero romano. Re dell'impero, lì il Sacro Romano Impero ha fallito a insomma ereditare il mantello dell'impero occidentale e è tempo che l'Italia prenda appunto come dire in una situazione e rifaccia il grande impero. E questo ve l'avevo letto, il sentiero verso la cittadinanza. Devono essere i nostri sudditi a voler far parte dell'impero, non viceversa. Va bene, direi che queste idee sono tutte ispirate all'impero romano. Speriamo che ci siano propizie, prima di tutto per eliminare queste ribellioni. Allora, qui dobbiamo prendere questi uomini. Io direi proprio di anzi direi di lasciare qui anzi dove che cavoli sto facendo? Facciamo così, queste le lasciamo qui. C'erano? Non c'era questi. Allora mettiamo solo uno di questi qua perché credo che di questi ci sia bisogno altrove, ragazzi. Non possiamo lasciare nessuna truppa inattiva. Qui ad esempio abbiamo delle larghe ribellioni. Qui dovremo mandare questi uomini a assediare il Congo. Qui stiamo appunto riunendo le galee. Accidenti. Abbiamo, come vedete, dei grossi problemi di rivolte, soprattutto le più urgenti sono quella croata, quella berbera e quella del Congo. Va bene. Direi che possiamo partire, forse,
colonia, non è Francia, no, qui naturalmente non... cercheremo di tenerci buona la Francia che vedo che non sta tanto contenta rispetto alle nostre azioni. Abbiamo, no, non hanno pensieri negativi sulla nostra espansione aggressiva, vedo. Vabbè, e quindi allora queste galee sono tutte in viaggio, partiamo pure. Speriamo che nessuno. La Norvegia è entrata nella coalizione. Speriamo che non ci sia dichiarata guerra, se non altro. Questi li riporto qua perché dovremmo chiamare anche loro. Chi sono questi? Con armi traditrici che innalzano le loro bandiere in ribellione intorno al nostro impero, i ribelli nazionalisti della Carniola pensano che possano odorare sangue nell'acqua e hanno... Che cavolo, di questo non ho mai capito. Eh, Va bene. E hanno partecipato insomma, si sono aggiunti agli altri malcontenti in rivolta. Checkers, Vultures. Va bene, non so cosa vogliono dire queste imprecazioni, ma non credo siano molto positive. Noi la teniamo qui in un angolo perché non possiamo, già sono troppe le ribellioni che abbiamo. Forse mi converrebbe accettare magari di dialogare con alcuni ribelli. Oh mio Dio, cos'è successo? Abbiamo guadagnato dei casus belli, giustamente. Ah, qui nuovi advisor. Ecco, questo comandante credo che prima o poi ci sarà utile. Forse. Perché certo questo non è molto utile. E purtroppo noi qui siamo sempre in carenza di potere, di influenza papale. E tra l'altro il Papa ha una idea negativa in noi e non siamo controllori. Per fortuna c'è la Francia. Appunto vi stavo dicendo che abbiamo adesso pretese sul resto della penisola italiana, compresa la Savoia. Ho notato. Ok. Va bene. Adesso qui ci sono altre due navi, però è un po' lunga la cosa. Chi sono questi? Saranno quelli del Congo. Speriamo di arrivare in tempo, se no dovrò accettare la pace, cioè la pace, le loro istanze. Va bene, comunque qua dovremmo arrivare, eh? Il 15 ci siamo. No, non ci siamo. Non ci siamo più. Ok, voi entrate in porto qua. Qui abbiamo un'altra nave. Allora, voi sperigatevi ragazzi. Allora, qui che faccio? A Ragusa, dai, andate a Ragusa. No, oh mio Dio, hanno già avuto successo. Io quasi quasi, quant'è che mi costerebbe? 25, un po' di prestigio, Cosa ci dà il prestigio che non mi ricordo mai? Potere di commercio. Qui abbiamo pure il bilancio negativo e vi siamo indebitati. Io pensavo appunto magari di abbandonare una colonia perché non si può andare con un bilancio negativo. Spendiamo davvero tantissimo in mercenari, ma non possiamo nemmeno rinunciare ai mercenari, quindi siamo proprio in una situazione terribile. Ci servono un sacco di soldi per ricostruire una flotta, quindi io direi ma malincuore, però una o due, cioè una dovremmo finirla adesso questa, però io direi che dobbiamo stare nel limite di colonie in questo momento così delicato, quindi
Tra l'altro questa colonia non mi piace molto, produce lana, quindi la abbandoniamo. La riprenderemo in un altro momento, vediamo qui, stiamo assediando. Va bene. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Non credo. Forse questi ribelli ci conviene appunto accettare quello che vogliono. Vabbè, non so cosa ci conviene fare. Io direi di accettare le loro richieste. Riusciremo a riguadagnare prestigio più avanti. Così ci sarà anche meno rischi di volta e poi potremo integrare più velocemente questa provincia. Va bene. Allora, vediamo. Qui ci sono i berberi, anche questi potremmo accettare quello che chiedono. Vabbè, mio Dio. Sì, forse... non so, forse ci conviene accettare tutto quello che chiedono però poi andremmo sotto di prestigio di tanto, cavolo. No, non è il caso. Ti pareva? Vabbè, allora facciamo così, accettiamo pure... Facciamo così. Allora, voi... Non so chi siete. Però quelli... Epiroti, che sono numerosi, dobbiamo accettare. Ok, abbiamo un bilancio un po' positivo finalmente. Dove è finito? Scusate. Ah, ecco, non li vedevo più. Allora, quant'è che praticamente dove fanno il deserto chiamano pace? Siamo in pace, ma abbiamo perso tutta la nostra popolazione, immagino, perché abbiamo bisogno di 25.000 uomini solo per completare le nostre, i nostri reggimenti. I rappresentanti della Colombia hanno chiesto il rimpiazzo. Vabbè, mandiamo... Dov'è la Colombia? Ma dato che non riescono mai a combinare niente, ma vabbè, mandiamoci comunque il diplomatico. In genere non servono a niente, ma non credo che cambiando tipo cambierebbe qualcosa. Allora, vediamo un po'. Riusciamo... Non credo che riuscirebbero a salirci molti. Vabbè, aspettiamo. Comunque che... In pratica stiamo aspettando di vedere la caduta di Napoli. E vabbè, vedremo la caduta di Napoli. Niente di grave. Aspetta, questo è ottimo. Cavoli, che razza di evento. Ecco una cosa, vi devo chiedere, che cosa pensate di fare come prossima idea? Dato che sono davvero importanti queste idee, io sono in difficoltà. Perché... Oh mio Dio, qua... C'era salita l'inflazione. Allora, potremmo, appunto, abbiamo finito queste idee, e però ci manca un po' per sbloccare la prossima perché siamo assai indietro con la tecnologia amministrativa. Infatti
Io pensavo che no, dovremmo... Ci serve le idee offensive per migliorare un po' il nostro esercito che è abbastanza scarso. Però ci servono anche un'idea che riduca i costi della nostra espansione. Una possibilità è puntare sulle idee amministrative per ridurre i costi dell'espansione aggressiva, però questo non mi convinceva tanto. Io pensavo invece di puntare su idee diplomatiche per vedere se riuscivamo magari a combinare qualcosa come annessioni pacifiche. Avere più relazioni, più reputazione diplomatica, è proprio quello che ci serve. Tra l'altro avremmo anche un diplomatico extra, lo recupereremmo dato che ne abbiamo perso uno da Venezia e tra l'altro adesso anche un altro perché non siamo a capo della curia. E però non so cosa fare per prima, cioè le offensive o le diplomatiche. Sono davvero tutte e due molto urgenti. Non saprei. All'inizio pensai di fare le... ecco l'inno. A te sul Campidoglio, dove eterno verdeggia il sacro alloro. A te nostra fortezza e nostro orgoglio, ascende il coro. Salve de Roma, ti sfavilla in fronte il sol che nasce, sulla nuova storia fulgina in arme all'ultimo orizzonte. Sta la Ma vittoria. Sole che sorgi, libero e giocondo, sul colle nostro i tuoi cavalli doma. Tu non vedrai nessuna cosa al mondo maggior di Roma, maggior di Roma. Perduti il cielo è un volo di bandiere e la pace del mondo oggi è latina. Il tricolore canta sul cantiere, sull'officina. Madre che doni ai popoli la legge eterna e pura, come il sol che nasce, benediti l'aratro antico e il gregge, molto che pace. ecco, spero che l'inno vi sia piaciuto. Mi sembra molto adeguato al tipo di idee nazionali che abbiamo, un inno a Roma. E tra l'altro è una storia molto complicata perché è stato composto da Puccini dopo la fine della prima guerra mondiale nel 19, ma poi è stato, insomma, è finito un po' nell'oblio perché è stato utilizzato poi anche dal fascismo e perciò è stato ritenuto sconveniente. E
Abbiamo perso il generale migliore che avevamo e questo è un guaio. Mi sa che dovremmo appunto... non sarei molto, diciamo, prestigiosa a Roma in questo momento perché dovremmo scendere a patti con tutti i nostri ribelli. E appunto è l'unica cosa sensata da fare. Qui c'è stata un'altra ribellione a Naxos, però come avete visto c'è stato anche un evento davvero positivo, cioè una riforma militare dovuta essenzialmente alle grandissime capacità del nostro re, che per fortuna anche in questi momenti di difficoltà ci dà qualche soddisfazione e quindi abbiamo guadagnato ben 200 di potere diplomatico. E ho deciso di investire tutto sulla marina, soprattutto perché era utile il potere diplomatico più di quello militare. Qui ho deciso che non rifarò le cose, cioè non creerò di nuovo il core, perché cercherò appunto di formare uno stato coloniale. Ah, bene, il tabacco qui. Mm. Però lo stato coloniale lo fonderò appunto prendendo queste province dai simpatici iberici. Più che altro sono in coalizione anche loro contro me, quindi non sarà facile neanche questo. Ah, qui Avignone? Non mi ricordavo nemmeno la sua esistenza, pensate. Ok, andiamo avanti, qui c'è un'altra nave. Ok. Beh, almeno speriamo di riuscire a battere sti serbi, perché sarebbe davvero terribile perdere pure questa ribellione. Oh, io però qui mi sto dimenticando. No, non è ancora arrivato. Calma. Comunque dovremmo fare in tempo. Potremmo anche cedere i berberi qua, perché costa solo 10 e riduce il rischio di volta. Ma sì, dai. Accettiamo pure. Poi non so perché è rimasta, però qui sarà un bel guaio, eh? Dovremo assegnare il generale. Allora, qui siamo arrivati intanto. Dai, sbarchiamo ragazzi perché siamo davvero agli scoccioli. Ok, speriamo che nessuno gli venga in mente di dichiararci guerra. Del resto non è che siamo così deboli militarmente, solo che... Eccola. E sì, ci basiamo sui mercenari, il che di certo non è ottimo. Ah, ecco bene anche questa nuova provincia, non ci dispiace proprio. Il bello è che qui dovremmo fare finire lo stato coloniale, ma sarà un po' dura. Qui possiamo aspettare un attimo. Appunto questi chi sono? La Crimea ci richiede accesso militare perché io l'ho dato senza vedere cosa sta facendo. Ah, niente, non stanno facendo niente, va bene. Allora, aspettiamo anche questo. O no, o sì. Questi invece sono gli ottomani che ci richiedono accesso militare perché sono in guerra con Bisanzio, però non gli servirà, quindi glielo concedo naturalmente. Ah, qui abbiamo finito di migliorare. Mio Dio, ci serve davvero, ragazzi, fate fuori qualche cardinale straniero perché se no si è rovinati così. Nella condizione attuale. Dai. Allora, qui dove sta... Oh mio Dio. No, non ho passate di qua. Bisogna vedere se riusciamo a combinare qualcosa di buono qua. Perché... Ok, richiama.
Qui come sta andando? Ok, siamo sbarcati, però voi se non andate qui affondate. Quindi io vi consiglio di andare lì. Non so poi voi cosa ne pensiate, ma... Ok, c'è tornato il diplomatico. Qui... Dobbiamo far fuori un po' di gente, ma non abbiamo nessuno. Non ho voglia neanche di reclutare altri generali perché siamo talmente malmessi che forse invece la cosa più intelligente a fare è un conquistador magari. Ecco, non è servita molto. Mio Dio, ma non poteva venirci peggio a sto punto, no? Zero proprio. Era più adeguato magari, no? Mamma mia, che pena. Vabbè, aspettiamo questi soccorsi che speriamo arrivino il prima possibile. Io non so davvero, forse ci conviene fare le idee offensive prima. Però quelle diplomatiche sarebbero anch'esse utilissime. Che cavoli. Ok. Inseguiteci ma non ci raggiungerete. Allora, noi cosa facciamo nel frattempo? Miglioriamo anche con Genova? Ecco, bravo, buona idea. Miglioriamo con Genova. C'è Colonia anche che non ci vuole tanto. Lo Stato e la Chiesa dovremmo migliorare. E Colonia che volevamo annettere, ma non sarà facile. Proprio no. Vabbè, cerchiamo di andare più veloci, eh? Allora, qui come va? Ecco, qui, ad esempio, l'assedio sembra... Ecco, è proprio terminato. Senza sembra. È terminato. Qui... Quant'è il costo? Io quasi quasi annullavo la cosa, però sarebbe anche curioso vedere se riusciamo a prenderci le colonie. Allora, bene, Brunswick si è convertito al cattolicesimo sotto la pressione del nostro eterno nemico austriaco, però va comunque bene, va comunque bene. Allora, qui dobbiamo aspettare un attimo perché... Ok, adesso siamo assolutamente in linea con i tempi. Qui com'è il rischio di volta? Basso. Bene. Bene, qua siamo all'attacco, però prima di tutto dobbiamo vedere... La Francia qua non scherza. Ma diamo un altro qua. Dai. Oh mio Dio, abbiamo più perdite noi. No, ok, sta andando tutto bene. Benone, benone, benone. Allora, però... Questa gente forse è meglio toglierla di qua e metterla... Ok. E questi? Li facciamo fuori o ci fanno fuori loro? Buona domanda. Questi sono stiriani. Questi sono greci. Ma dovremmo far fuori prima gli stiriani. Vediamo un po' se riusciamo a combinare qualcosa. Perché... Allora. Penso che... Ah no. Ah no, no, scherzo. A sto punto... Ok, voi dove volete andare? Senza nessuno a bordo? Allora, magari mentre tu ti aggiri in questo modo, qui ci mettiamo questo e vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Beh, comunque a costo di prestigio altissimo, però ce la stiamo cavando. Qui cosa potremmo fare? Niente.
No, non abbiamo i soldi per far niente. Quindi, invece volevo vedere queste navi al livello 15, se già, anche queste ci vuole un po'. Dovremmo invece farle prima le navi. Ma non abbiamo soldi, siamo completamente al verde. Abbiamo perso di nuovo denaro. Devo capire perché adesso col fatto che siamo Italia abbiamo più potere commerciale anche a Genova, ma un guaio. Forse allora vediamo un po' perché non è chiaro. Però qui è 6. Io credo che ci convenga mandare un po' della nostra super flotta a Genova. Allora, chiamiamo flotta genovese. Esattamente, perché devi andare a Genova tu. Dove è Genova? Ecco bene. Perché adesso è uno dei nostri porti principali, perché è nel nodo di Roma. E quindi vediamo se questo ci porterà dei benefici. Veniamo a 36 adesso, vediamo poi se ci saranno dei cambiamenti. Abbiamo ingaggiato il nemico a Casablanca, nel frattempo. Ecco, tutte per cose dei Caraibi devi andartene, maledetto. Ma non c'è davvero. Giustizia. Pure i magistrati che si dimettono, insomma, oh mio Dio, la Crimea è tutta scossa dalle ribellioni intanto. Qui se non ci sbrighiamo crolla tutto. Qui stiamo perdendo, no? Così. Mio Dio. Va bene, tu riposati. È incredibile, non riusciamo a mettere in campo due armate insieme. Va bene, vediamo se... No, ci conviene comunque aspettare qualche giorno. Ok, abbiamo un esercito al completo che sta morendo completamente, ottimo. No, forse ce la facciamo, però... Mio Dio. Non è stata facile. Vabbè, almeno questi nativi in Chesapeake, cavoli, Chesapeake, non chiedetemi come si legge sta roba, ma sono accomodanti, va bene, va bene, va bene, accettano la nostra presenza. Però qui, oh mio Dio, con chi si in guerra? E inglesi e company. Dobbiamo farvi guerra noi, perché qua non si può, però siamo ancora in tregua e voi vi siete già espansi così tanto, incredibile, eh? Vabbè, io direi questo è più... Oh mio Dio, pure la Tessaglia, no, la Provenza, no! E la Craina. Provenza... ma la cosa gravissima è la Provenza, no? Non ci voleva proprio. Allora andiamo subito in Provenza, quindi, Eh? Ok, ma qui... No, siamo fuori dai... Siamo impazziti. Ok, ragazzi, non si può far così. Allora, dobbiamo chiamare tutti e mandare tutti, davvero tutti, ma proprio tutti, a Nizza. Qui abbiamo avuto due ribellioni in Provenza in un solo secondo praticamente. Questo ha funzionato comunque, il commercio è diventato leggermente più proficuo.
però non troppo. Va bene, sì, sì, sì. Allora, quindi qui siamo più distrutti che mai, però abbiamo recuperato un po' di manodopera, se non altro, in questo episodio. Mio Dio. No, comunque le ribellioni provenzali non ci volevano proprio. Se non riuscissimo a vincere questa guerra saremmo davvero, cioè questa battaglia saremmo davvero rovinati. Voi dove andate? Questi qui sono patrioti algerini, pazzi. Cioè diventerà gigante l'Algeria se continuano così. Già, va bene. E quindi nel prossimo episodio, cioè io direi concludere adesso, nel prossimo episodio dovremo vedere se riusciremo a fare una guerra contro sti pazzi colonizzatori, davvero io spero di riuscirci perché non mi piacciono affatto le loro colonie. Ma siamo talmente scossi alle ribellioni interne che in realtà non ci dovrebbe neanche passare per la testa questa cosa. Quindi la cosa più importante sarà far fuori i ribelli provenzali. Mamma mia. Una situazione davvero abnorme, però io credo che con queste grandi forze potremmo anche farcela. Magari spostiamo anche questi a Modena e questi vadano a Parma. E quindi i patrioti greci abbiamo già capito che dovremmo acconsentire alle loro richieste, perché non faremo mai in tempo a soccorrere tutti. Però perlomeno siamo riusciti a salvarci su due fronti. Quello del Congo almeno sembrerebbe. Vabbè, meglio niente. Qui abbiamo sconfitto sti maledetti inglesi. Io qua probabilmente cancellerò anche la creazione al core e mi baserò solo sulle acquisizioni che farò da questi maledetti portoghesi. Maledettissimi portoghesi e spagnoli. Come va la creazione? Sì, sì, prosegue. Insomma, dovrò basarmi su quello perché non posso spendere tutto questo potere amministrativo che ci serve per avere nuove idee nazionali. Voi ditemi la vostra, davvero importante, sulle idee nazionali e su come stiamo sprofondando pian piano in queste ribellioni. Non c'è proprio niente che possiamo fare. Abbiamo anche queste province che non possiamo convertire. Il rischio di rivolta è altissimo. È la causa di questa. È la conseguenza di questa sovraestensione. Va bene. Dai, spero che vi sia piaciuto che ho ripreso la partita e in questi giorni credo che potrò fare dei nuovi episodi. Alla prossima!